Al centro della magnifica rada che si apre tra Capomiseno e il promontorio di Posillipo è situata Pozzuoli. Fondata nel 529 a.C., fu chiamata Dicearchia e divise con la città di Cuma il compito di difendere la civiltà greca della Campania contro gli Etruschi e i Sanniti. Chiamata poi Puteoli sotto l'impero romano, per il traffico con l'Oriente divenne il primo porto d'Italia, ma con la sistemazione di quello di Ostia da parte dell'imperatore Traiano, la sua fortuna tramontò. Le grandiose rovine dei principali edifici pubblici ne testimoniano il passato fulgore. Uno dei monumenti di maggiore attrattiva è il Macellum, che fu ampio mercato della città, oggi noto come il Tempio di Serapide. L'importanza del Serapeo è accentuata da un singolare fenomeno geologico. Invaso e sommerso dalle acque marine, esso rappresenta l'indice metrico più preciso per misurare il bradisismo, abbassamento e sollevamento della crosta terrestre. Vittima dello stesso fenomeno è l'ex convento dei Cappuccini, costruito nel 1676 e oggi sommerso parzialmente dal mare, ove raggiunge una profondità di circa metri 1,80. Nella città alta sorge l'imponente mole dell'anfiteatro. Capace di contenere sino a 40.000 spettatori, è per ordine di grandezza il terzo d'Italia dopo il Colosseo e quello dell'antica Capua. Servì agli spettacoli gladiatori e specialmente a quei giuochi sanguinosi ai quali prendevano parte le belve. Spesso vi si allestivano finte battaglie navali, naumachie, dopo un conveniente afflusso di acque. In una delle sue celle fu rinchiuso San Gennaro, al quale poi, nelle vicinanze della Solfatara, fu mozzato il capo. La Solfatara, conosciuta dagli antichi geografi sotto il nome di Forum Vulcani, conserva da 2000 anni gli stessi fenomeni di attività. Questo cratere, estendendosi per una circonferenza di 2 km, presenta una superficie cocente e molle con uno spessore di circa 2 metri. La caduta di un sasso con la conseguente eco vi indicherà il vuoto sottostante. Al centro della bianca arena è situata una vasca dai contorni di terra screpolati. Le piogge invernali, colmando questa buca fumosa, la trasformano in un lago di fango bollente che si agita e si gonfia ad una temperatura di 109 gradi. Le fumarole di cui è cosparso il terreno sono innumerevoli. Raggiungono una temperatura attorno ai 100 gradi ed offrono uno spettacolo impressionante, indimenticabile. Se ne trovano tra grandi massi di rocce, persino sui vertici della montagna, ed emettono tutte molteplici nuvolette di cui si incoronano le pareti montuose della Solfatara. Sembrano il respiro di questo cratere semispento. Una colonna di vapore caldissimo sospinge la sabbia dal basso in alto ad un calore di 162 gradi. Ecco la fumarola della morte, così chiamata perché avvicinando una torcia accesa in pochi secondi si spegne. Questo fenomeno è dovuto allo sprigionarsi di copioso acido carbonico.
Sul muro della piccola casa del custode è visibile una fumarola. I vapori minerali con i solfuri arsenicali hanno ricoperto la parete di incrostazioni colorate. Le medesime incrostazioni si notano sulle pietre, che le troviamo bizzarramente colorate, di un bel rosso pompeiano, cinabro, giallo-arancione, solfato d'ammonio, allume giallo zolfo e grigio lava. La lava della solfatara viene sfruttata nella lavorazione dei cammei, nei quali si intagliano figure mitologiche, Venere, Marte e Cupido. Oppure personaggi storici come Napoleone e Torquato Tasso. Per questo difficile lavoro di cesello si impiegano varie qualità di lava appartenenti a diversi periodi di eruzione. Per la temperatura del suolo e per i vapori e gas che si sprigionano dalle fumarole, con un calore che nei punti d'uscita supera quello dell'acqua bollente, manca ogni traccia di vegetazione. Questi inesauribili bracieri senza fiamme riescono a sostituire, se la necessità lo richiede, la più confortevole cucina, preparando a tempo di record le tradizionali uova al tegamino. Ecco le grotte di pietra spaccata. Entrando si può rimanere pochi secondi con il busto chinato in avanti. È questa l'unica posizione che consenta di resistere alla temperatura che oscilla sotto la volta tra i 90 e i 100 gradi. Queste stufe naturali, usate fin dall'antichità, sono assai vantaggiose per la cura dell'artritismo e per mantenere la linea. Uno degli spettacoli di maggiore effetto si ha avvicinando una sigaretta o una torcia accese ad una fumarola. In un attimo il fumo si raddoppia, provocando una densa nuvola che si collega immediatamente con le altre fumarole. L'uomo più volte ha accarezzato l'idea di utilizzare le energie dei crateri e spesso vi è riuscito. Nel Giappone e in Islanda vi sono infatti scuole ed edifici pubblici riscaldati con vapori derivanti dalle fumarole. In Toscana più di una centrale elettrica è mossa dall'energia dei soffioni di Lardarello. Se a volte i vulcani sono fonte di sciagure provocando distruzioni apocalittiche, possono anche essere, grazie alle risorse inesauribili dell'ingegno umano, dispensatori di benessere e di ricchezza.